Il possesso, verticalizza, poi recupera ancora il Real Granella, tiro e gol. Che gol! Passa in vantaggio la squadra di casa con questa percussione centrale e questo 1-0 siglato dal capitano, dal numero 4 Daniele Tuzzi, che cerca di recuperare, ma adesso deve difendersi da questo attacco lato corto dell'area di rigore. Attenzione al tentativo di tiro con la palla che rimane lì e viene messa in rete. 2-0 del Real Granella, che a 30 secondi dalla fine di questo primo tempo va a raddoppiare e si presenterà nella ripresa con un vantaggio di ben 2 gol del numero 11 Salvucci. Che però perde la sfera recuperata dalla Ladisport, che va in contropiede con Vecchiotti, che in mezzo all'area di rigore può andare a ricevere questo passaggio. Viene invece preferito un passaggio sulla sinistra e arriva il gol del 2-1. Accorcia le distanze il Ladisport al primo minuto di questo secondo tempo. Per il Real Granella con Angelucci che va alla battuta. Angelucci, calcio di punizione, tiro e gol. 3-1, errore del portiere e Angelucci non perdona. È probabilmente questa la rete che chiude la partita qui alla Ciriaci. Di questa partita la rimette in campo con le mani il portiere. Attenzione ad Angelucci che la recupera in mezzo verso un compagno con Tramacere davanti alla porta, che col pallanetto scavalca il portiere e va a siglare il 4-1 definitivo che chiude la partita qui al Ciriaci.